Quali sono i progetti che state seguendo? E un progetto grosso è portare avanti i lavori di ristrutturazione della sede della Caritas parrocchiale di Santo Domingo, dove dovrebbe poi trasferirsi la mensa e anche una parte al piano superiore per l'accoglienza sia degli ospiti italiani, ma soprattutto delle attività dei giovani o delle famiglie a livello locale. E poi c'è ovviamente il sostegno alle mense della Caritas delle nostre parrocchie, il sostegno per i trasporti da noi che sono una grossa difficoltà, così come reperire fondi per i farmaci che la mancano. In tutto questo collabora con Don Claudio Arata, il giovane sacerdote di Chiavari, impegnato anche lui a Cuba. Siete insieme nella missione di Santo Domingo. Come va questa collaborazione? Vabbè, a parte che lui è molto giovane, quindi no, sono avvantaggiato perché lui ha un sostegno valido. No, poi appunto la vita comune ci permette non solo di pregare insieme al mattino, ma anche di condividere poi le nostre sia attività, ma anche eventualmente se la collaborazione diventa anche consiglio eventuale, come possiamo aiutarci. Di recente ci sono stati gli episodi alluvionali che hanno colpito anche la vostra zona. Siete riusciti in qualche modo comunque a essere attivi, a dare una mano? Diciamo che il governo sta facendo la sua parte di reperire gli aiuti e noi in qualche modo per la nostra parte anche noi vediamo un attimo quali sono le necessità che magari a livello locale non si riescono a risolvere, per vedere se noi possiamo essere un aiuto per quelle famiglie che sono state fortemente colpite da questa alluvione. Si avvicina ai 2 anni di missione a Cuba. Questa esperienza l'ha cambiata e in cosa? E forse di essere un po' più alla mano anche con la gente, nel senso no che qui non fosse alla mano, ma un po' per lo stile loro cubano, di essere molto accoglienti, affettuosi, così anche questo direi incide un po' anche sul mio carattere adesso.